record e anche presenze da record, infatti è per questo motivo che siamo così distanti dalla situazione di Verona Fiere. Ovviamente Vinitaly è la prima giornata, ve la raccontiamo con questo condensato di interviste con le nostre immagini, tante le personalità presenti delle istituzioni, sicuramente patto dell'Amarone, forse tra Salvini e Di Maio, i numeri per la formazione del nuovo governo e i numeri della 52esima edizione del vino, la rassegna internazionale sempre più potente, sempre più importante. Ve la raccontiamo in questa prima puntata, la seguiremo per voi ovviamente con Verona News. Buon Vinitaly a tutti quanti, buona 52esima edizione, la salute, grazie Carpenè. C'è un limite alla grande qualità che il Veneto sa proporre ogni anno, soprattutto in un periodo come questo? La qualità non ha mai un obiettivo, non ha mai un limite, perché la qualità cresce giorno dopo giorno e tutti noi siamo chiamati a farla. Il futuro del vino è la certificazione ambientale, del vigneto, del processo e del vino finale. Questo è quello che può essere ancora un punto di attrazione sui mercati. Se a questo ci aggiungiamo una realtà come il Veneto, che è la prima produttrice nazionale, 8 milioni e mezzo di ettolitri, e a questa produzione ci aggiungiamo la storia, l'identità che vendiamo assieme ai vini, diciamo che è fatto. GSM che è sponsor della fiera, direi che GSM è sponsor della città. Fiera, GSM e Città di Verona oggi sono sulla bocca, sulla carta, sulle TV di tutto il mondo. È compito nostro migliorare sempre di più queste eccellenze, da parte del Comune di Verona con infrastrutture sempre più moderne, da parte di AGSM attraverso servizi, energia, gas, connettività sempre migliori, e da parte dell'intera città nel senso dell'accoglienza. È un orgoglio essere veronese, è un orgoglio essere presidente del GSM. Noi stiamo già prevedendo nuovi parcheggi, stiamo prevedendo un'infrastrutturazione sempre migliore del quartiere Fiera a beneficio dei residenti, con la qualità dell'aria. GSM sta investendo molto con la fiera sulla qualità dell'aria attraverso la cogenerazione, i motori che abbiamo presentato qualche giorno fa, e quindi migliore qualità dell'aria, sempre migliori infrastrutture per il parcheggio e per l'accesso, una migliore vita per i residenti e per coloro che verranno a fare affari a Vinitaly. Direi che è iniziato tutto bene anche in ambito di viabilità, di sicurezza, ma soprattutto di grandi numeri, grandi aziende del territorio. Siamo qui con Giovanna Tantini che rappresenta il nostro territorio, rappresenta la storicità proprio del prodotto veronese della provincia di Verona, e per cui come non iniziare con una cantina nostra e con un prodotto d'eccellenza. Noi siamo produttori di Bardolino, quindi della zona del lago. Vinitaly è una bellissima vetrina per poter proprio trasferire quello che è il messaggio più importante della nostra denominazione. Bardolino Chiaretto e Bardolino penso che siano una delle etichette più storiche delle nostre zone. Vini freschi, vini molto d'aperitivo, vini anche da tutto pasto, e quindi c'è una bellissima gamma che il cliente finale può assaggiare e scoprire. Grazie mille. Adesso festeggiamo, brindiamo, no? Con Giovanna. Assolutamente sì. Grazie e buon Vinitaly.